Dopo essere tornato al successo nel derby contro il Licata, l'Akragas intende accelerare per conservare il secondo posto e la giornata di domani è propizia visto che all'Esseneto arriva l'Orlandina, impegnata ancora nella lotta per non retrocedere. Non una semplice partita, anche perché i biancazzurri dovranno fare a meno di uno degli uomini più in forma, Assenzio squalificato dal giudice sportivo. Rigoli ha fatto molte prove generali in questa settimana e sembra che la scelta sia caduta su Daniele Arena, il fratello minore di Nicola. Per la prima volta i due potrebbero giocare assieme dal primo minuto. Anche il presidente Silvio Alessi ha voluto spronare i propri ragazzi a tornare a vincere in casa. Ultima occasione per il Licata che nelle prossime gare interne sarà costretto a giocare senza il proprio pubblico. Il Liotta non ha ricevuto la licenza della questura. I gialloblu di Catanese saranno di scena sul campo del Rende, che è la squadra più vicina, anche se le distanze sono 12 punti, dal Licata. Alla squadra del presidente Deni occorrerebbe un miracolo per raggiungere i play-out. Non semplice, ma finché la matematica concederà qualche speranza, al Licata si continua a credere nell'impresa. E domani potrebbe essere una giornata storica per il basket agrigentino. La Fortitudo, Moncada Agrigento, se vince a Roseto, sarà matematicamente promosso in Lega Gold. Potrebbe esserci la promozione anche in caso di sconfitta, ma a patto che l'Omegna perda a Mantova contro la terza forza del torneo. La comitiva biancazzurra è consapevole dell'importanza di questo momento. La squadra arriva da 15 vittorie consecutive, 19 nelle ultime 20, e viaggia quindi con il vento in poppa. Nella pallavolo B1 femminile infine l'Akragas di Lionetti difende il primato in casa nella palestra di Aragona contro il Caserta, terzo in classifica e accreditato alla vigilia della stagione come la squadra da battere. Le cose però non sono andate per il verso giusto in casa campana, tanto che anche Milena Boteva è stata messa fuori rosa. Dopo il KO di misura d'Arzano, le biancazzurre non possono permettersi ulteriori passi falsi, altrimenti rischiano di essere superate dal Marsala, che arriva da 4 vittorie consecutive e insegue l'Agrigentine ad appena un punto di distacco.